ACIS è l'acronimo inglese che in italiano viene tradotto in Sistema della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura. Come ogni sistema, anche l'ACIS è formato da componenti, i cosiddetti attori dell'ACIS, e poi da funzioni. Quali sono queste funzioni? Le funzioni sono essenzialmente degli scambi di relazioni, quindi proprio delle relazioni tra i diversi attori dell'ACIS per scambiare le conoscenze e favorire un'innovazione interattiva. L'Unione Europea mette a disposizione delle risorse proprio per sostenere e sviluppare questo ACIS, questo sistema, e la Regione Veneto ha colto immediatamente questa opportunità introducendo nel proprio complemento strategico regionale di applicazione del piano strategico regionale nazionale della PAC 2023-2027 le opportunità per sostenere questo sistema. In particolare se saranno degli interventi dedicati agli attori dell'ACIS, organismi di consulenza, organismi di formazione, ai soggetti interessati a sviluppare innovazione, quindi istituti di ricerca che dovranno collaborare con le imprese agricole proprio per sviluppare con un approccio interattivo innovazione, ma anche delle risorse per costruire un'atmosfera favorevole a questo ACIS attraverso appunto degli interventi dedicati al cosiddetto back office dell'ACIS, alla formazione di consulenti, proprio per aumentare la qualità e la disponibilità di dati, di informazioni proprio a favore degli attori dell'ACIS. Veneto Agricoltura, l'Agenzia regionale per l'innovazione nel settore primario, è per sua natura quindi un soggetto dell'ACIS, dell'Agricultural Knowledge and Innovation System, perché è un soggetto che promuove l'innovazione. In particolare con questa nuova strategia europea, Veneto Agricoltura lavorerà su due importanti progetti: sull'attività formativa, che è una classica mission di Veneto Agricoltura, con una ACIS Academy, cioè quindi con un filone formativo specifico per lo sviluppo di questo sistema, e con una struttura di supporto importante, il back office del sistema ACIS, che sarà quindi la struttura di supporto di consulenza ai consulenti. Quindi ci aspettano per i prossimi anni delle sfide importanti a servizio dei tanti soggetti che lavorano per l'innovazione, che lavorano nel sistema ACIS e che quest'oggi abbiamo chiamato qui per raccogliere le loro testimonianze, le loro esperienze e le loro storie. Il contributo dell'Università di Padova all'ACIS è sostanzialmente legato all'esperienza che i dipartimenti DAFNA e TESAF stanno portando avanti nell'ambito di un progetto PNRR che si chiama Agritech e che riguarda lo sviluppo e l'utilizzo di nuove tecnologie in agricoltura. Riteniamo che le competenze già presenti presso i nostri dipartimenti e le conoscenze che potranno essere sviluppate nell'ambito di questo progetto risulteranno utili per un ulteriore sviluppo e utilizzo di tecnologie, per il trasferimento delle tecnologie a livello territoriale. Riteniamo quindi che lo sviluppo della conoscenza attraverso le linee di ricerca previste da questo progetto, anche attraverso Living Labs e i cosiddetti bandi a cascata open calls, potranno essere molto utili e di supporto allo sviluppo di ACIS. Oggi, in occasione di questo incontro molto tecnico ma anche molto interessante, le organizzazioni professionali agricole intendono presentare la loro esperienza in merito alla consulenza, un'attività che gli agricoltori apprezzano moltissimo, soprattutto perché si fidano dei tecnici e dei consulenti che presso le loro aziende effettuano un'attività non solo di formazione, informazione, divulgazione, ma soprattutto di suggerimento. Questo presuppone una grande fiducia da parte degli imprenditori, che trovano in questa innovazione, in questa capacità di ottenere la consulenza presso le proprie aziende per un futuro e per un'attività che renda più competitive le proprie aziende. Ecco che le organizzazioni professionali scommettono e insistono su questa attività proprio perché ritengono che i propri associati la richiedano quotidianamente. È un'occasione per pensare al futuro,
poggiando le radici nel passato, come si dice, perché una vera e propria evoluzione economico, tecnico, produttiva nasce dall'esperienza che già esiste presso le nostre aziende. Il nostro ruolo oggi è proprio quello di consolidare, di migliorare e soprattutto di porre le basi per un futuro dell'impresa agricola veneta per gli anni a venire. Il contributo dell'Agri-Food Management and Innovation Lab di Ca' Foscari All'Achis è molteplice. In prima battuta ci occupiamo di fare delle analisi, degli osservatori e dei monitoraggi sulle imprese dell'agricoltura e le filiere dell'agroindustria per capire in che modo da una parte i cambiamenti della domanda, dall'altra le nuove opportunità offerte dal digitale o gli imperativi della sostenibilità impattano sulle strategie delle imprese della filiera. Non ci limitiamo tuttavia alle analisi. L'idea è quella di tradurre i risultati delle nostre analisi in percorsi di affiancamento alle imprese dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Attraverso delle sessioni di accompagnamento nelle imprese andiamo a capire quali sono i fabbisogni, le criticità rilevate per attivare poi una serie di risposte sia nostre, quindi accompagnare le imprese nello sviluppare strategie adeguate alle sfide che si presentano loro, sia nell'attivare altri attori del sistema dell'innovazione in discipline e ambiti diversi rispetto a quelle dell'economia e del management che ci consentano appunto di avviarle lungo l'innovazione. Il ruolo dell'istituto nel territorio è un ruolo assolutamente importante e questo è un punto di forza, ma è anche un punto di partenza che prevederà poi la collaborazione all'interno dell'Achis per implementare la rete con il territorio, con le aziende e anche con tutti quegli agenti formativi e non che possono dare un risvolto importante anche al futuro dell'istituto in una prospettiva di collaborazione con il territorio, ampliando anche a livello europeo queste collaborazioni in modo che la scuola non sia soltanto un agente formativo legato ai quattro muri dell'istituto, ma possa rivolgersi ad una platea più ampia e formare dei cittadini che vadano poi a portare la loro esperienza anche nel mondo del lavoro e non solo in Italia ma anche all'estero. Come imprenditore dall'Achis ci aspettiamo di riuscire a fare rete, riuscire a fare una rete vera, nel senso che spesso quando siamo all'interno di questi gruppi operativi si è travolti dalle difficoltà nel riuscire a portare a termine il progetto, ma quello che ci si aspetta nella realtà è che al di là del progetto stesso poi si riesca a collaborare e a realizzare e mettere in pratica nella vita di tutti i giorni dell'azienda quelle che sono le parti di innovazione e le azioni previste dal progetto. Quindi l'auspicio è di riuscire a sviluppare il progetto affinché diventi reale pratica aziendale e favorire un interscambio reale tra gli attori che poi sono coinvolti nella sfera del progetto. Il ruolo del Consiglio nazionale, quindi dei dottori agronomi e dei dottori forestali italiani, è fondamentale per il futuro dell'Achis e lo è anche grazie al grande lavoro che abbiamo realizzato negli ultimi 10 anni con Veneto Agricoltura, con il CREA, con il Ministero dell'Agricoltura e abbiamo voluto creare insieme una squadra di consulenti, i gruppi Achis di federazione, che vorranno dialogare con le regioni affinché questa grande rete possa davvero essere realizzata sul serio e non solo attraverso poche attività. A livello europeo ci sono molte opportunità di partecipare a reti di progetto, quindi partenariati formali, ma soprattutto l'opportunità con questa nuova programmazione di partecipare a reti, a momenti di confronto con soggetti a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo. Ed è importante cogliere questa opportunità perché si tratta di non fare soltanto parte di reti formali con obblighi, diciamo così, da regolamento, da progetto, ma l'opportunità è quella di scambiare effettivamente le conoscenze, quindi di impegnarsi a livello personale, cognitivo, di relazioni con gli altri soggetti per individuare opportunità di sviluppo, di introduzione di innovazioni, di soluzioni innovative ai problemi che abbiamo anche a livello locale. E questo può avvenire se siamo capaci di cogliere la possibilità di avere collegamenti anche con persone che ci sembrano in questo momento distanti, ma che poi possono rivelarsi fondamentali per approcciare in maniera diversa a una questione che invece abbiamo visto soltanto con una prospettiva molto personale e molto locale.